Letteratura e poesia da due mondi apparentemente diversi ma molto legati, con un filo conduttore che è la Divina Commedia di Dante, quindi una rilettura, diciamo, in ambito medico davvero importante, che fa riflettere, che fa pensare, ma soprattutto utile, io penso, anche per un domani. Quindi un grazie davvero agli autori per questo momento. È stato un piacere ospitare oggi questa presentazione in Consiglio regionale. Un invito davvero a tutti di leggere queste pagine in piena serenità e anche riflettendo. L'ispirazione è nata essenzialmente per il mio amore per la Divina Commedia che ho da studente liceale, ma poi anche perché nel 2023 mi è capitato di leggere una pubblicazione che parlava del dolore nella Divina Commedia comparato con i normali, diciamo, mezzi diagnostici che noi utilizziamo per valutare il dolore dei nostri pazienti. Questa è stata l'idea. Da lì mi ha incuriosito, ho fatto una ricerca bibliografica, ho scoperto che Dante studiò medicina a Bologna e da lì poi mi sono incuriosito e sono andato avanti nella... E il messaggio che vuole lanciare? Il messaggio è l'umanizzazione delle cure. Il messaggio essenzialmente è questo, cercare di evitare, che possono anche essere utili, tanti algoritmi diagnostici, ma cercare di avvicinarsi umanamente al paziente. Portare all'attenzione di tutti il problema del dolore. Il dolore è una sensazione che tutti noi proviamo, purtroppo, nella nostra vita, collegata all'interpretazione che ha dato Dante nell'Inferno dantesco. È un sistema punitivo per quanto riguarda i suoi nemici, che resterà per l'eternità, come il suo testo. Manoliti ha analizzato tutta quanta la parte medica che Dante ha dimostrato di saper conoscere profondamente e che ha studiato nella sua vita e applicato nelle sue varie sfumature come punizione per quanto riguarda i personaggi che noi troviamo in tutti quanti i canti dell'Inferno. Per questo è un'opera estremamente originale, da un cultore della materia, da un collega che si è occupato di patologie oncologiche per tutta quanta la sua vita.